Legge sul biotestamento e racconto confessione del sindaco medico Riccardo Szumski. Mesi fa ho aiutato un amico a morire con la sedazione profonda, ho guardato nei suoi occhi e ho capito che voleva andarsene. Ladri in azione in una casa a Silea, i proprietari si trovano davanti i banditi e li mettono in fuga, uno dei malviventi bloccato nel fiume dove si era tuffato, il racconto della padrona di casa. Giallo di Cornuda, vertice in prefettura sulle ricerche di Sofia, decisa la sospensione fino a che non emergeranno nuovi elementi di indagine. Lunedì di code di servizi per i correntisti delle ex popolari venete, sotto accusa soprattutto gli sportelli elettronici dove risultano difficili, per non dire impossibili, i pagamenti con carta e bancomat. 14 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione dei quartieri a nord-ovest della città, da Selvana a Santa Maria del Rovere a Fiera. L'accordo siglato oggi a Roma dal sindaco e la presidenza del Consiglio. Sparita la statuetta di San Giuseppe dal presepe sulle mura di Castelfranco, lo sdegno dei cittadini e del primo cittadino. L'arrivo in Italia tra le polemiche della salma di Vittorio Emanuele III divide anche i veneti, tra chi si dice contrario e chi vuole mettere una pietra sul passato. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana del nostro telegiornale che in primo piano si occupa del dibattito sul biotestamento, che come sappiamo è legge da qualche giorno dopo il passaggio anche in Senato, una legge che continua a dividere l'opinione pubblica. E mentre a Milano Marco Cappato è sotto processo per aver condotto DJ Fabo in Svizzera secondando il suo desiderio di morire, il sindaco di Santa Lucia di Piave, che nella vita fa il medico, ci racconta nel prossimo servizio come anche lui in qualità di medico abbia aiutato un amico a morire. L'anno scorso con un amico che era a termine, ormai stava malissimo e mi ha fatto cenno con gli occhi e abbiamo fatto sì che andasse per la sua strada addormentandosi senza soffrire ulteriormente, senza rendersi conto di morire soffocato. Aiutato a morire per non soffrire più. Così racconta non il sindaco ma il medico condotto di Santa Lucia di Piave. E Szumski lo fa all'indomani dell'approvazione sul biotestamento, che vede divisa prima che la politica la società, tra chi approva la scelta del Parlamento e chi invece parla di suicidio legalizzato. Il medico e soprattutto l'uomo Szumski non sta di certo da quest'ultima parte, considerando quanto affronta ogni giorno. Qualcuno dovrebbe aver portato avanti dal punto di vista medico di assistenza con malati di SLA e con altre malattie che non davano speranza, con la famiglia, che disperazione, che difficoltà. Credo che sia giusto che uno possa decidere in queste situazioni estreme in cui non c'è nessuna speranza di non continuare a soffrire, né lui né la sua famiglia. E ai politici che hanno combattuto la legge sul biotestamento come camuffamento dell'eutanasia di Stato, annunciando che continueranno la battaglia per cancellarla, non il sindaco ma il medico Szumski risponde. Questi sono quelli che non hanno mai affrontato realmente la disperazione di un malato terminale, di un malato che non ha speranza e della sua famiglia. Lo dico sempre, non va visto con una visione dall'alto di uno che dà giudizi, ma bisogna stare sul campo, bisogna stare lì con le persone, con la sofferenza delle persone. Ed ora la cronaca, ecco la cronaca, andiamo a Nerbon di Silea dove sabato sera un ladro è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento. Siamo stati avvertiti da mia cognata per telefono che c'erano dei forti botti a casa nostra, allora siamo rientrati, mio marito è rientrato subito e ha trovato che il nostro cognato aveva inseguito i ladri che erano ancora in casa e per le vie di Nerbon. Sabato sera, via Gorizia, Nerbon di Silea, Gemma e Aldo Dotto sono fuori a cena, ignari dell'ennesima visita dei ladri, la quinta. Il cognato li sorprende, sono in tre, fa per inseguirli, uno dei malviventi lo minaccia con un piede di porco, lui non desiste, punta a un 42enne albanese e lo rincorre in bici e a piedi fino a questa stradina. Voleva attraversare il fiume, alla fine uno dei ladri è caduto in acqua perché dall'altra parte del canale c'erano i cani che facevano il suo dovere. Così insomma l'hanno preso, sono arrivati i carabinieri e è andata abbastanza bene, insomma. L'albanese viene ripescato dai carabinieri di Silea e dai colleghi del radiomobile, fradicio e infreddolito. Un trasfertista dei furti, residente nel Bresciano, con una sfilza di alias e di precedenti alle spalle. Tanti i danni in casa, 2 finestre e una porta scassinate. Avevano tolto una federa dal cuscino, avevano iniziato a mettere dentro qualcosa, però hanno lasciato qua la federa perché si vede che sono stati disturbati
Sono riusciti a togliere la cassaforte da un mobile. La cassetta di sicurezza era dentro a un mobile, l'hanno tolta, però dopo, inseguendoli, si sono disfatti e l'hanno buttata in un giardino e è stata recuperata. Stamattina il processo per direttissima, l'udienza è stata rinviata ma l'arrestato resta in cella. Recuperato anche un borsone di attrezzi da scasso. Ai Dotto non resta che ringraziare il coraggioso cognato. Avevamo paura che avesse anche quasi un infarto perché aveva veramente... È stato molto bravo, molto coraggioso. Sì. E di sicurezza, ma non solo, ha parlato tra l'altro il vescovo di Treviso Gianfranco Agostino Gardin, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, nell'incontro tradizionale, prima di Natale con i politici e gli amministratori della diocesi di Treviso che si sta svolgendo in queste ore a Treviso, e il vescovo si è soffermato sulla capacità di amministrare la polis, la città, domandandosi come vivere insieme felicemente. E dice: mi pare che se guardiamo le nostre città registriamo che spesso su chi vi abita c'è un senso di precarietà diffusa, alimentata oggi da nuove paure urbane, alcune di esse, sottolinea, forse un po' volutamente enfatizzate da alcuni, e anche di nuove minacce. Pensiamo all'inquinamento crescente, all'alimentazione insicura, al cambiamento climatico, al traffico, alla malavita diffusa, alla disoccupazione estesa, ai risparmi a rischio. Questo induce, dice il vescovo, a vivere blindati. Impianti di allarme sofisticati, telecamere che sorvegliano ogni luogo, crescono le paure e le ansie, tra cui il timore di perdere il benessere faticosamente costruito. Ma poi, continua il vescovo, si ergono anche protezioni e steccati mentali, accentuando convinzioni quali prima i veneti, prima i trevigiani, che poi diventano prima quelli del mio comune, del mio quartiere, del mio condominio, fino a chiuderci, sottolinea il vescovo, nella propria stanza e difenderla, ma così, dice il vescovo, diventiamo un'isola, quindi un chiaro riferimento anche politico da parte del vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Sono parole che ovviamente faranno discutere nelle prossime ore. Adesso ancora la cronaca e il giallo di Cornuda, con la decisione di sospendere dopo 3 settimane le ricerche nei boschi di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa da Cornuda dallo scorso 15 di novembre. 10 giorni dopo, successivamente al suicidio del compagno, il 50enne Pascal Albanese, l'auto della donna, come sappiamo, era stata ritrovata a Forcella Mostaccina, Masere. Da lì sono partite le massicce ricerche della donna, con la procura che ha aperto un fascicolo per omicidio. Più di 20 giorni di ricerche senza esito, e oggi pomeriggio il tavolo tecnico riunito in prefettura per fare il punto sul caso ha deciso di sospendere le ricerche, quantomeno finché non emergeranno nuovi elementi. 15.000 gli ettari di terreno battuti finora, con un impiego complessivo di circa 500 uomini. E allora parliamo delle difficoltà di questi giorni, che sono molto concrete da parte dei correntisti che stanno faticosamente effettuando il passaggio tra le ex popolari, in questo caso Veneto Banca e Banca Intesa. È stata una giornata impegnativa, loro sono molto attivi ma i tempi di attesa sono lunghissimi. Si sta rivelando molto più complicato del previsto il passaggio dei conti correnti dalle popolari venete in liquidazione a Banca Intesa. Principale imputato l'intero sistema informatico della banca piemontese, che sta prendendo il posto di quello delle banche venete. Significa cambio di tutto, dai bancomat alle chiavette per entrare via internet nel conto, ma anche le compatibilità tra i due sistemi che dovranno interagire almeno fino al prossimo marzo. E questo vale per i cittadini ma anche per le aziende private e pubbliche come l'US2, dove il pagamento dei ticket era affidato a Veneto Banca. Ho provato con tutte e tre, non sono riuscita né in contanti né col bancomat, mi dà che la carta transazione non eseguita. Ho cambiato 3 macchine, non ci sono riuscita e sto andando via perché mi sono rotta. È un po' un caos, c'è tanta gente arrabbiata dentro, vado pur dentro a vedere. Col POS non ci sono riuscita, però con i contanti sì. Quindi va solo coi contanti? Quella che ho utilizzato io sì, non c'era scritto niente. La sorpresa, però insomma con i contanti poi ce l'abbiamo fatta. Il consiglio sarebbe di cambiare velocemente le carte magnetiche, ma c'è da fare i conti con la fila di appuntamenti già fissati in tutti gli sportelli, e allora non resta che armarsi di pazienza e sperare soprattutto davanti ai bancomat. Allora, com'è andata? È andata con un po' di pazienza, si risolve perché si è rallentato il sistema operativo. Meglio o peggio rispetto a Veneto Banca? Peggio, era molto più pratico il sistema precedente. Poi ti chiedono se vuoi l'importo diverso da quello preindicato
tu lo vuoi e ti dice che hai annullato l'operazione. Questa è la situazione dei cittadini, ma anche le aziende sono alle prese con questo cambio, che significa possibile revisione delle condizioni di conto, ma soprattutto ritardi nei pagamenti sia di stipendi che per scadenze fiscali. Per questo la Confartigianato lancia un appello a Banca Intesa. Sentiamo. Presidente, tanti artigiani avevano il conto in Veneto Banca e Popolare di Vicenza, adesso stanno affrontando il passaggio a Banca Intesa. Voi cosa chiedete a Banca Intesa proprio in tal senso? Di velocizzare il percorso, magari prediligendo alcune informatizzazioni nella gestione piuttosto che altre che possono essere spostate. Secondo, che nella trasposizione dei conti vengano mantenute le condizioni economiche più favorevoli, per esempio delle altre banche rispetto alle loro. Terza questione, nel momento in cui ci saranno i rinnovi dei conti correnti, degli affidamenti delle imprese, non si tenga conto di questo periodo che sicuramente creerà nella gestione degli sconfinamenti, delle anomalie, ma non è colpa dei correntisti se c'è questo passaggio informatico. La cronaca giudiziaria ora con il sindaco di Paese Francesco Pietrobon, che va verso il processo in qualità di ex presidente dell'Ater. La procura di Treviso gli contesta le accuse di falso, peculato e interesse privato in atti d'ufficio e per questo ha chiesto il rinvio a giudizio suo e degli altri 2 indagati. Il caso contestato riguarda la modalità di acquisto da parte di Ater della Casa dell'Acqua, un vecchio edificio di Porto Buffolè, nel 2013. Ed ora a Santa Lucia nuovamente per il cordoglio di una città e di un paese, per la morte del 57enne trevigiano Stefano Marcuzzo, morto tragicamente durante un'escursione in montagna. Era disperso da sabato sul Monte Bondone in provincia di Trento. Nella notte del ritrovamento del corpo, Stefano Marcuzzo, 57 anni, agente di commercio di Santa Lucia di Piave, padre di 5 figli, ha perso la vita durante un'escursione. A tradirlo una lastra di ghiaccio su cui ha perso l'equilibrio precipitando lungo un canalone. Per lui si erano mobilitati con mezzi e lampade a una temperatura di meno 20 gradi gli uomini del soccorso alpino del Trentino e dei vigili del fuoco. Marcuzzo era partito da solo dalla Valle delle Viotte con le ciaspole diretto alla vetta del Cornetto. È stata la compagna a dare l'allarme a sera quando, dopo un ultimo SMS, del 57enne non aveva più notizie e ormai si stava facendo tardi, troppo tardi per non ipotizzare che gli fosse successo qualcosa. Il corpo è stato ritrovato nel canalone. Nelle fasi di recupero anche un tecnico del soccorso alpino è inciampato scivolando e procurandosi una frattura. Ora la politica trevigiana, torniamo dunque nel capoluogo con l'incognita Gentilini in vista delle comunali dell'estate prossima. C'è chi lo dà per spacciato, altri a breve nuovamente tra le fila della Lega, altri ancora con una lista tutta sua. Nulla è ancora deciso, allora noi oggi siamo andati a chiedergli cosa ha intenzione di fare e lui ha risposto così. Cosa gli dice la gente? Dice che spera che Gentilini si ripresenti o appoggi qualcuno, perché altrimenti sai cosa dicono e mi fa male il cuore, non andiamo a votare. Una cosa è certa, Gentilini non lascia, anzi rilancia. E come abbiamo sentito non lo fa per alchimie politiche, ma semplicemente perché altrimenti i trevigiani non andranno a votare. Al momento si sente poco comunque la campagna elettorale per il comune, un po' per il momento natalizio, tanto per gli altri fatti che occupano il quotidiano dei cittadini, vedi crisi e banche solo per fare un esempio. Del resto la politica stessa è troppo impegnata per il 4 marzo e il rinnovo del Parlamento romano per investire tempo e risorse per Treviso. Quindi al di là delle candidature tutto pare slitti a primavera, motivo per il quale sarebbe ancora aperto il tavolo di trattative tra Gentilini e la Lega. Io vedo che il mio nome è sempre su tutti i giornali, ma sono fantapolitica, perché io non vedo, non parlo e non sento, ma ancora il nome di Gentilini fa clamore. In realtà lo sceriffo non chiude la porta nemmeno ad una lista, è un candidato tutto suo. Io potrei anche mettere la mia mano benedicente su qualcuno che merita, che abbia le mani pulite, che ami i cittadini e la città e fuori dalle diatribe politiche. Insomma tutto ancora da definire in casa del centrodestra, con Gentilini che proprio ai più o meno ex suoi rammenta. Che se la gente non va a votare si ripete il fatto del 2013 per cui 30.000 persone non hanno votato.
Un candidato sicuro, come sappiamo, centrosinistra, è Giovanni Manildo, il sindaco che oggi era a Roma per siglare un importante patto, un accordo con Roma che porta 14 milioni e mezzo di euro al Casugana per la riqualificazione dei quartieri a nord-ovest della città Selvana, Santa Maria del Rovere, Fiera, Sant'Antonino, ma anche Monigo, San Liberale e San Paolo, quest'ultimo in particolare per gli interventi sull'illuminazione pubblica. È l'obiettivo ottenuto da Casugana, siglando nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi la presenza del capo del governo Paolo Gentilone, del presidente dell'ANCI Antonio De Caro e il presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI Enzo Bianco, la convenzione tra l'amministrazione e la presidenza del Consiglio. Sono molto felice di poter siglare oggi questa convenzione, ha dichiarato il sindaco Manildo. Gli oltre 14 milioni di euro che ci assicura il governo si aggiungono ai 25 milioni derivati dalla vendita delle azioni in Save, di cui 4,5 già stanziati per altri quartieri, e anche ai 7 milioni e mezzo derivanti dalla vendita del palazzo della prefettura. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. Anche qui nella Marca si scatena il dibattito e la polemica sul rientro della salma in Italia, della salma di Vittorio Emanuele III. Allora sentiamo cosa ne pensa la gente. È tornato Vittorio Emanuele. Ok, vuol dire che probabilmente hanno preso delle considerazioni che secondo loro ritenevano giuste per farlo. Poteva farlo dove cagliera. È un cancro la monarchia per tutti i popoli del mondo. In nessun altro paese come l'Italia, forse, fatti accaduti più di 70 anni fa riescono a incendiare gli animi così tanto, come il recente rientro della salma dell'ultimo re d'Italia, quel Vittorio Emanuele III, fuggito in Egitto nel 1946 per lasciare la neonata Repubblica. Sì, perché il rientro delle spoglie porta con sé anche i corpi del reato, potremmo dire, di quell'epoca storica. Non solo le due guerre mondiali, a pesare come macigni il sostegno al fascismo, la fuga dopo l'8 settembre 43 e l'approvazione delle leggi razziali nel 38. L'avrei lasciato stare dove era. Insomma, doveva dare almeno delle direttive e tutto, non lasciare l'Italia allo sbando. Era obbligato a fare quello che decideva il Parlamento. E le leggi razziali non erano poi così feroci come dicono o come sono state fatte negli altri stati. Bisogna avere un po' di pietà, però se si pensa a quello che è successo, sì, questa cosa grida un po' vendetta, diciamo. La salma di Vittorio Emanuele III si trova ora in provincia di Cuneo, ma c'è chi la vorrebbe nel Pantheon a Roma, assieme agli altri re d'Italia. Sono d'accordo a farla rientrare a Roma. No, non è giusto secondo me. Per non parlare del biglietto del viaggio di ritorno, pagato al re dai contribuenti della Repubblica. Ma il fatto che l'abbiamo pagato noi col volo militare? L'hai sbagliato, l'ho capito, l'ho seguita, l'hai sbagliato. Ma hanno presente che lo Stato italiano ha avvocato a sé tutte le proprietà di Vittorio Emanuele III, quindi dovevano trasportarlo in un treno d'oro, secondo me. Alla fine però, probabilmente, il vortice delle polemiche è più apparenza che sostanza. Ai trevigiani interessa poco, parola di chi vede e vende notizie ogni giorno. Mai sentito nessuno parlare. Proprio interessa poco. E allora andiamo a Castelfranco, dove c'è sdegno, indignazione per il fatto che è successo qualche giorno fa, ovvero la statua del San Giuseppe per il presepe sulla Mura che è scomparsa. Sconcerto ma anche tanta rabbia per quello che tutti ormai hanno definito come un atto vandalico. San Giuseppe è sparito dal presepe realizzato dai volontari del gruppo Natale sotto le mura di Castelfranco. È una cosa comunque squallida, triste, fatta da qualche idiota che veramente non ha di meglio da fare. Penso che sia uno scherzo di cattivo gusto comunque a mio avviso, ecco. E anche un brutto gesto. Se siamo arrivati a questo livello vuol dire che dobbiamo veramente preoccuparci della delinquenza che c'è. Non solo, ma gli autori dell'ignobile gesto hanno anche tagliato i fili delle luminarie in piazza Giorgione. L'amministrazione ha già provveduto a sistemare il danno. Intanto i volontari hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Il sindaco scuote la testa. Un atto vandalico che si commenta da solo. Mi auguro che sia una ragazzata e che si pentano in qualche modo. Tuttavia ha lasciato un po' di rammarico nei confronti di coloro che l'hanno realizzato e i cittadini che ne apprezzavano la bellezza. Intanto è stato sistemato un sosia, sperando che chi ha preso l'originale lo possa riportare. Mi auguro che li trovino, che sia una ragazzata
e che dopo una bella ramanzina, insomma, questi ragazzi, se sono loro, capiscano che non sono cose da fare. In attesa che ritorni la statua di San Giuseppe a Castelfranco, parliamo dei vostri presepi. Torna come sempre la nostra rubrica, in onda potete vedere le modalità per mandarci i vostri presepi, eccoli qui, redazione @antena3.it, oppure il numero di telefono per la segreteria telefonica, oppure il numero per mandare SMS o WhatsApp. Allora questa sera andiamo a Cordignano per vedere una natività speciale fatta con legno e con rocce. Oh, holy night, the stars are brightly shining. Il presepe rappresenta un paesaggio di montagna, tutto realizzato in pietra e legno e curato nei particolari. A tutti i telespettatori di Antena 3, auguro buone feste e felice anno nuovo. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the Spirit felt his worth. In chiusura vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione, fra pochissimo 20:10, titolo polemico, non curate i veneti, per una polemica bollente, quella con il Ministero da parte della Regione dopo la sospensione della plasmaferesi per la popolazione colpita dai FAS. In studio i consiglieri regionali Andrea Zanoni del Partito Democratico e Alberto Villanova della Lega Nord. E poi, come ogni lunedì, torna Ring, la politica alle corde, il nostro talk show del lunedì, per parlare di tanti temi, ma anche ovviamente di politica, sotto i riflettori la politica e il voto anche a marzo, quindi le elezioni politiche. Questa sera in studio Alessandro Bisatto, segretario regionale del Partito Democratico, Gian Antonio Darè, segretario regionale della Lega Nord, Simone Scarabella, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, e l'economista Francesco Pontelli. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo stabile sulle nostre regioni e anche per lo più soleggiato, tuttavia con clima freddo. Vediamo il dettaglio del 19 dicembre. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole grazie all'aumento della pressione atmosferica. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Diamo anche uno sguardo all'andamento delle temperature. Il clima sarà ancora freddo con temperature massime non più alte di 6 gradi, minime attese tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui la pressione aumenta su tutta la regione, la giornata sarà ampiamente soleggiata con il cielo che si presenterà sereno ovunque. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 5 gradi, valori notturni ampiamente sotto zero ovunque. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Pressione in aumento su tutta la regione, il cielo si presenterà sereno sulla quasi totalità del nostro territorio. Più nubi peraltro innocue soltanto sui confini esteri. Le temperature massime sono attese sui 6 gradi, minime con -9 gradi a Bolzano e -4 gradi a Trento. Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo, i venti moderati da nord, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.